Alessandro Calori, è giunta l'ufficialità, non si gioca domani giusto così. Sì, anche perché dovevamo giocare lunedì, ci è stato detto, ieri si ipotizzava che giocava domenica, quindi è vero che la partita è una finale, cioè è come andare in un teatro, no? Uno arriva a vedere la partita, però c'è prima un lavoro che va anche programmato, nel senso di allenamenti, se farli più o meno intensi per arrivare alla partita in un certo modo, quindi il fatto che magari di posticipare di anticipare di un giorno poteva essere una variabile, però per il clima si era anche prevenuta, quindi avevamo fatto un lavoro magari non forte per non appesantirci. Però anche saperlo prima sarebbe stato anche meglio. Era comunque stata una settimana abbastanza particolare, nel senso programmarla la settimana, indipendentemente dal fatto che il lavoro era più leggero per il clima, era comunque difficile capire perché prima sapevi giocare il lunedì sera, poi addirittura domenica ma al pomeriggio, quindi 30 ore prima. Il discorso proprio di carico e scarico non era semplice da affrontare. No, quello che avevamo giocato anche il martedì, è stata una settimana un po' atipica questa, in un campo che forse noi poi se non si giocava neanche quella veramente. Però abbiamo giocato, è andata e abbiamo più tempo per lavorare, per inserire anche i ragazzi nuovi. Non si poteva magari decidere prima, forse, visto che alla fine era abbastanza chiaro che non si sarebbe, almeno le figure non sarebbero state aperte, forse insomma il sistema poteva decidere un po' prima. Però vedi anche Cittadella giocano, credo, no? Anche l'Albino Leffe non sbaglio. Sembra che quindi decidevano oggi, non sono sicuro. Sì. Però ecco il tempo, ora no, magari, cioè l'idea come si è già parlato, l'idea in questo periodo qua è sbagliata nel programmarla l'orario di questo periodo invernale qua, quindi a monte un po' l'errore, no? Penso che servirà la lezione anche per un futuro, credo, perché vedo che iniziano a rimarcarlo un po' tutti, il fatto degli stadi, io penso che dovrebbe essere un movimento che induce veramente a fare questo salto di qualità, di dare la possibilità alla società di costruire degli stadi che siano accoglienti per chi viene a vedere la partita e che siano un po' più sicuri sotto tutti i punti di vista. Questa è una cosa che deve prima o poi passare. Forse anche passare magari da 22 a 20 squadre, può essere lì, potrebbe essere un'altra. No, questo saranno altri discorsi, cioè nel senso che sono altre valutazioni, però ecco quello degli stadi, io sono andato una settimana in Olanda a vedere il calcio olandese, cioè tu vai allo stadio veramente c'è il riscaldamento sopra, puoi andare anche in giacca se sono meno 10 gradi sugli stadi all'esterno. Questo è, che ancora questa cosa qui non abbiamo capito, perché il calcio è una cultura per gli italiani, è una cosa che ormai fa parte della società, quindi della società in senso inteso che l'unico modo di fare l'unione civile è se tu fermi il calcio in Italia, quindi è una cosa importante. Allora se è importante credo che questo passo va capito, va ragionato, bisogna fermare e capire, dare la possibilità a una società di poter costruire un servizio che dai anche alle persone che vengono a vedere, perché magari se vengono a vedere è coperto lo stadio, anche se piove non ti bagni, io penso che sia una cosa che a tutti è un vantaggio. Però c'è italiano, c'è un paese in cui cadono 3 voci e cadono un pezzo di polpetta. Vengono 3 fiocchi di neve, l'unica cosa che riesce a fare è un sindaco appunto la protezione civile, la protezione civile rimane da sindaco. Con questo contesto si crede che il calcio abbia un'attenzione diversa. Sì, forse sono io che sono un po', lo guardo magari egoisticamente il nostro mondo, però c'è anche cose anche più gravi da sistemare. È un po' il sistema che forse non va.
Se questa partita venisse recuperata il 25 febbraio sarebbe la soluzione migliore, o scoccia, perché comunque c'erano soste programmate da mesi, e poi comunque c'è un discorso anche di nazionali, potrebbero mancare anche dei giocatori, no? Sì, infatti ancora non so quello quando verrà recuperata. Speriamo che si cerchi una data idonea per poterla giocare, ancora non se ne è parlato, perché non ho parlato neanche con gli alcuni per capire bene, hanno detto solo che era saltata. Ora vedere quando sarà programmata non lo so. Questa portata così, da modo comunque come aveva accennato lei, a poter integrare meglio magari gli ultimi arrivi per la prossima partita di Cittadella. Sì, si può lavorare, la rosa è completa, quindi se questi siamo questi che dovremmo arrivare alla fine anno, quindi c'è modo anche di inserirsi, di capire bene le caratteristiche, di lavorarci un pochino sopra per avere maggiore capacità di capirsi. Di quelli che sono arrivati, ovviamente non si gioca, però se si fosse giocato, quale avrebbe convocato? Convocati tutti, cioè, a parte Rossi che è infortunato, puoi convocare tutti. Anche sul modulo è già sei chiarissimo, la rete di Piovacari in qualche modo mi pare di aver capito che dà delle alternative in più, ma qualche dubbio in più, come sempre stato 3-4-1-2, 3-5-2, dove mettere i tamburi, e abbiamo un'idea precisa su questo. No, precisa no, perché io dico che con questo modulo abbiamo fatto qualcosa di bello, no? Perché andare con fretta a cambiare? Bisogna capire, anche aspettare che si inseriscono, poi se aumenta, se c'è una variante, se magari l'inserimento di qualcuno mi dà modo che mi fa capire che ci può dare ancora di più di quello che sta facendo. Quindi è una prova, va provate, cose che vanno provate, perché cambiare tanto per cambiare non vedo il motivo. Non è arrivato l'alternativa a destra come esterno, che era quella che avevo auspicato magari potesse arrivare per completare un po' il tutto. È arrivato anche Piovaccari, non è la prima scelta perché siamo tra la ronda. Comunque il fatto di Piovaccari, il fatto che non sia arrivato per un esterno, l'hai metabolizzato, quindi comunque ti va bene o... Sì, Piovaccari è una punta che non abbiamo, caratteristiche che a Piovaccari non ha nessuno dei nostri attaccanti, perché è un attaccante che sa attaccare a profondità, a forza fisica. Fino allo scorso anno è stato capocannoniere della Serie B, ha fatto un lavoro eccellente a Cittadella, è un giocatore che non ha le caratteristiche di nessuno dei nostri attaccanti che abbiamo, quindi può completare un reparto. È chiaro che i giocatori ci può dare una grossa mano, come ho detto riferendomi a Cardi, è un giocatore, è un difensore esperto, mancino, che ha esperienza di questa categoria, conosce l'ambiente, uno che ci può dare una mano. Abbiamo 5 difensori per 3 posti. Invece Fausto Rossi è un giovane che ha talento, che è un centrocampista molto tecnico, quindi nei campi asciutti quando ci può dare una mano anche lui. Io credo che cioè più armi abbiamo a disposizione. L'esterno, Mandorlini è uno che si può adattare, ma eventualmente un ragazzo che lo può fare sulla destra, perché è duttile. È chiaro, tutti i cambi sarebbe chiedere troppo. Alla luce anche del rinvio di questa partita, come valuta il pareggio con dello stadio? È rammaricato, arrabbiato, oppure come punto per la classifica va bene anche così? No, va bene così, no, nel senso che, chiaro, se abituati bene magari si continuava, non è che ci dispiaceva, però nell'arco della partita è un punto che va bene, cioè nel senso che sì, abbiamo creato qualcosa, ma nella difficoltà sia da parte nostra che loro non c'era una possibilità di esprimere un gioco che potesse essere chiamato tale, perché
I ragazzi prima dovevano avere l'equilibrio di stare in piedi, poi pensavano magari a fare velocizzare dell'azione. Però l'arco si può stare, insomma, perché la Juve Stabia è una squadra che senza penalità avrebbe 37 punti, 36, una squadra che ha dato fastidio a tutte, perché è agile, perché si copre e riparte nel contropiede, quindi non è che è venuta qua e ha rubato qualcosa, quindi bisogna dare anche il merito all'avversario, però dire di un punto perso no, perché nell'arco della partita forse i 3 punti sinceramente sì, se lo facevamo va bene, però ma dettato più che altro dalla situazione del campo, dalla logistica, non dalla prestazione.